L'auto si ferma sotto il tendone, il medico di famiglia effettua il test senza far scendere il paziente che riparte immediatamente e nel giro di una decina di minuti può essere già messo a conoscenza dell'esito. Anche Casarza Ligure è pronta a partire con il punto tamponi antigenici rapidi, uno degli 8 che la ASL sta allestendo in questi giorni in diversi punti del territorio, ovvero nei poli sanitari di Cicagna, Borzonasca e Rezzuaglio, negli ospedali di Chiavari, Rapallo e Sestri Levante. Per la Valpetronio, così come per Moneglia, quello della Croce Azzurra, si è scelto come punto di riferimento la nuova sede della Croce Verde recentemente inaugurata. Dalla settimana prossima i cittadini di Casarza Ligure che sono seguiti dai propri medici di base potranno utilizzare questo servizio. Vi voglio dire chiaramente una cosa, non si ci potrà recare qui autonomamente, occorre la prenotazione del proprio medico di base, quindi nel caso in cui i cittadini siano stati a contatto con un positivo devono chiamare il proprio medico di base che secondo il protocollo potrà ritenere di fare questo tipo di servizio, quindi il tampone rapido faringeo antigenico, e quindi direttamente qui a Casarza Ligure sarà possibile verificare il caso di positività. Questo è un segnale di speranza. Il fatto che la medicina territoriale purtroppo sia assolutamente inadeguata ai bisogni è emerso in maniera prepotente con questa pandemia, anche se il problema esiste ormai da tempo. Portare i servizi presso i territori aiuta a evitare afflussi impropri al pronto soccorso, all'ospedale e talvolta anche ricoveri impropri che hanno costi iperbolici, parliamo di 800 euro al giorno per il ricovero ospedaliero. Il nuovo polo sociosanitario casarzese ha già avuto modo in queste settimane così di diventare un punto di riferimento per la popolazione. A garantirne il presidio i volontari della Croce Verde che, grazie alla nuova sede, vogliono coinvolgere ancora di più i giovani tra le proprie fila. È da tempo che chiedevamo una nuova sistemazione. Con questa nuova sede la Croce Verde è a disposizione di tutta la cittadinanza per effettuare i servizi di emergenza o i servizi ordinari.